di essere qua. Io sono Eleonora Fattorin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e siamo qui stasera soprattutto per presentarvi la nostra proposta di legge Strategia Rifiuti Zero, che verrà depositata lunedì in Consiglio regionale. Con me questa sera ospite illustre c'è il nostro portavoce alla Camera dei Deputati Stefano Vignaroli, che è anche vicepresidente della commissione bicamerale speciale sull'indagine sulle ecomafie, e il mio collega Cristian Servo in Consiglio regionale. Dunque, sapete benissimo che la questione dei rifiuti, la gestione sostenibile dei rifiuti è uno dei punti fondamentali sui quali noi ci battiamo come Movimento 5 Stelle. E purtroppo nella nostra regione abbiamo una legislazione regionale del 1987 che è piuttosto datata, un piano regionale di gestione dei rifiuti, un piano regionale di gestione dei rifiuti del dicembre del 2012 che prevede ancora il recupero energetico e l'incenerimento dei rifiuti che abbiano un ruolo predominante, insomma. E è stata annunciata dall'assessore regionale la modifica di questo piano, ma non della legge regionale. Al momento attuale non è pervenuto niente, sono fatte solo delle regolamenti attuativi del vecchio piano, quindi non sappiamo neanche che intenzioni abbiano di modifica sostanziale di questo piano. Purtroppo abbiamo anche una legge regionale fatta sempre da centrodestra come il piano di gestione dei rifiuti, che aumenta il limite con il quale chi vuole costruire impianti a biogas può utilizzare una procedura semplificata, non passare attraverso un'autorizzazione regionale, ma semplicemente chiedere l'autorizzazione in comune con una procedura semplificata. A livello nazionale il limite sotto il quale gli impianti possono avere questa procedura semplificata è di 250 kW. Purtroppo la legislazione nazionale lascia anche alle regioni la possibilità di aumentare o diminuire questo limite. Noi come Regione Friuli-Venezia Giulia abbiamo scelto di aumentare il limite per la procedura semplificata portandolo a 1 MW, e quindi tutti gli impianti a biogas sotto 1 MW possono avere la procedura semplificata. Questo ha fatto sì che nella nostra regione negli ultimi anni ci sia stata un'invasione di richieste e di impianti a biogas. Non abbiamo un registro di cave dismesse. Probabilmente sapete che c'è il problema che molte cave, soprattutto in passato, venivano poi utilizzate anche per riversare i rifiuti, e non avendo un registro delle cave dismesse non sappiamo qual è la situazione nella nostra regione. L'assessore ha annunciato che è in predisposizione, però gli annunci ne fanno tanti e al momento non abbiamo idea se ci stiano lavorando o meno. Non abbiamo neanche un piano regionale delle attività estrattive che regoli le nuove cave che verranno appunto costruite nel nostro territorio, e non abbiamo un piano energetico regionale, quindi non siamo veramente messi molto bene. La produzione regionale di rifiuti urbani è in calo, come si vede, non so se riuscite a vedere i dati, sì. Dal 2012, rispetto al 2012, il 2013 ha registrato un calo in tutte le province, sia di produzione di rifiuti urbani che pro capite, un aumento della raccolta differenziata, tranne che per la provincia di Gorizia, che ha un leggero calo di raccolta differenziata. Molto probabilmente una lettura può essere data dal fatto che, voi sapete che a Trieste abbiamo l'inceneritore appunto di rifiuti tal quale, e la provincia di Trieste, se notate, è quella che ha la raccolta differenziata più bassa, ma avendo comunque cominciato gradualmente a introdurre un sistema di raccolta differenziata dell'umido, ha un aumento negli
che è lievemente compensato da una diminuzione nella provincia di Gorizia. Da qualche parte questo inceneritore deve recuperare la materia prima per alimentarsi. Questi sono gli obiettivi, ci sono segnati gli obiettivi che la legislazione pone nei vari anni per il raggiungimento di raccolta differenziata. Siamo lievemente sotto gli ultimi obiettivi. Ho preparato anche una, per farvi capire insomma l'andamento dei vari comuni, tre slide che mostrano negli ultimi 3 anni in cui ci sono disponibili i dati l'andamento per i vari comuni con delle colorazioni diverse. Il blu indica una raccolta differenziata maggiore del 65%, il rosso una raccolta differenziata minore del 25%. Questo è il dato del 2011. Questo è il dato del 2012, quindi vediamo un aumento generale della raccolta differenziata, e questo è il dato del 2013. Rimane comunque, come notate, la provincia di Trieste con una raccolta molto bassa. C'è questo La prossima slide è una piantina della raccolta indifferenziata in Friuli Venezia Giulia, per farvi capire che l'indifferenziata è quella che va direttamente all'incenerimento, ed è chiaro che la provincia di Trieste, ma soprattutto il comune di Trieste, che questo in rosso, hanno la produzione maggiore di indifferenziato di tutta la regione. Nella prossima diapositiva è che un po' lettura anche, sono i diversi tipi di trattamento di rifiuti urbani negli impianti del Friuli Venezia Giulia. E la colonna, la terzultima colonna, che è ancora un valore rilevante, è l'incenerimento e il recupero energetico. La pazienza fa un po' fatica a caricare le positive. Questa, vado veloce, è una cartina che mostra dove sono localizzati i diversi impianti di trattamento divisi per vari comuni. Questi dati, tra l'altro, sono tutti scaricabili, li trovate dal sito della Catasto regionale dei rifiuti. È abbastanza aggiornato per macro settori, però se cliccate anche per ogni comune vi dà gli ultimi valori della raccolta differenziata dei vostri comuni. Noi qua abbiamo parlato però di rifiuti urbani, e bisogna che sia chiaro che i rifiuti urbani sono il 13% dei rifiuti prodotti nel Friuli Venezia Giulia, il resto sono rifiuti speciali. Di questi rifiuti speciali il 42% sono rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, il 12% sono rifiuti prodotti dalla gestione dei rifiuti, dal trattamento dei rifiuti, il 33% sono altri rifiuti speciali. L'ultima slide che riguarda un po' quella che è la situazione è la situazione delle discariche in Friuli Venezia Giulia. L'unica, in rosso c'è l'unica discarica di rifiuti non pericolosi urbani, quelle in verde sono discariche per non pericolosi speciali, discarica per inerti, scusatemi, discarica per inerti. In blu abbiamo discarica per non pericolosi speciali, e quella segnata col puntino colorato blu è la discarica per amianto che abbiamo a Porcina, è l'unica in regione. Ecco, arriviamo alla nostra proposta di legge, che ovviamente ha degli obiettivi innanzitutto da raggiungere. Bisogna ridurre quella che è l'impronta ecologica sul pianeta. Oggi abbiamo fatto anche un giro della nostra regione di quelle che sono le situazioni più drammatiche, anche connesse allo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo visto veramente situazioni abbastanza gravi, sia sul Carso, dove una volta venivano appunto versati i rifiuti nelle grotte naturali, sia nella altre situazioni in cui la gestione dei rifiuti ha un impatto molto
deciso sia sull'ambiente che sulla salute. Noi abbiamo una visione, sappiamo che è possibile raggiungere un altro tipo di gestione che sia sostenibile sia per l'ambiente sia per i cittadini, e quindi uno degli obiettivi principali è ridurre appunto l'impronta ecologica. Come? Con l'eliminazione assolutamente degli sprechi, e dobbiamo evitare che si producano rifiuti che non sono necessari e quindi agire già alla fonte della produzione, con la totale reimissione dei materiali trattati nei cicli produttivi. Quindi dobbiamo fare in modo che i rifiuti adeguatamente trattati possano essere reimpiegati nella produzione di altri materiali. E quindi bisogna assolutamente massimizzare la riduzione, come ho detto, il riuso e il riciclo dei materiali. Non dobbiamo fare in modo che venga eliminato lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclo. Intendo smaltimento e recupero di energia che al momento hanno un ruolo, come abbiamo visto, importante. Altri obiettivi, appunto, come dicevo, è proteggere la salute umana e l'ambiente. Come facciamo? Dobbiamo eliminare il ricorso appunto alla combustione, all'incenerimento e alle connesse emissioni che sono altamente dannose, come provato da diversi studi, e per le sostanze che si creano con la combustione e l'incenerimento di plastiche, resine, gomme, che sono le materie che vengono bruciate. Dobbiamo rafforzare appunto la prevenzione primaria di tutte quelle che sono le malattie correlate a una gestione inadeguata dei rifiuti, e qui possiamo fare riferimento anche alla gestione inadeguata di quello che è l'amianto, ad esempio, che non viene trattato adeguatamente. Dobbiamo ripensare i modelli di produzione, dobbiamo fare in modo che non vengano prodotti i materiali che non possono essere riciclati. Se noi vediamo che alla fine della raccolta differenziata rimangono certi materiali che non si riescono a recuperare o a riciclare, dobbiamo fare in modo di non produrre quel tipo di materiali. Un altro obiettivo della legge è l'informazione e la trasparenza su tutti i dati che fanno parte appunto del ciclo dei rifiuti e dell'ambiente, e soprattutto anche la partecipazione dei cittadini in quelle che sono le decisioni che riguardano magari impianti fortemente impattanti sul territorio. Un altro principio importante è il principio di responsabilità di ogni soggetto, quindi dal produttore, che deve essere responsabile di quello che produce e di come verrà smaltito, al cittadino che deve gestire in maniera adeguata i rifiuti, agli amministratori e gestori di tutte le fasi del ciclo. L'ultimo obiettivo è il recepimento dei programmi d'azione, degli indirizzi della Comunità Europea e delle risoluzioni del Parlamento Europeo, che semplicemente ci dicono quello che è contenuto nella nostra legge, ovvero dobbiamo ridurre la produzione dei rifiuti, dobbiamo dare una scala di priorità ben chiara nella gestione dei rifiuti e quindi partire da riduzione, riuso, recupero e riciclo, per poi arrivare allo smaltimento e discarica, che deve essere gradualmente vietato, e l'abolizione dell'incenerimento dei rifiuti, di tutto ciò che può essere riciclato o compostato. Quali sono le misure in sintesi contenute nella legge? Ci sono degli obiettivi in termini di percentuale che i comuni devono raggiungere per quanto riguarda la raccolta differenziata, che comunque è un indicatore da prendere con le pinze, perché purtroppo l'Unione Europea ha dato una direttiva in merito. L'Italia non ha al momento ancora recepito
questa direttiva, quindi le regioni si regolano ognuna a modo suo. Noi abbiamo da poco, come giunta, la giunta da poco ha predisposto le modalità di calcolo regionali della raccolta differenziata e purtroppo nel calcolo della raccolta differenziata entrano anche tutti i materiali, la quota di materiali che va a recupero di energia, quindi non è indicativa di effettivamente quanti materiali riusciamo a recuperare come materiali. E quindi anche percentuale, comunque appunto noi diamo come obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di riuso, di riciclato, quindi che sia chiaro cosa viene riusato, riciclato, compostato, di recupero effettivo della materia e di riduzione di rifiuti in termini di peso. Diamo indicazione di quello che deve essere la modalità di raccolta differenziata, quindi puntuale, che gli enti locali devono organizzare, con anche una cosa che deve essere assolutamente introdotta, che è l'omologazione dei materiali di raccolta e delle attrezzature in tutto il territorio regionale. Non è possibile che in un comune ci siano quei bidoni o quei colori di bidoni per la carta, nel comune a fianco si cambi completamente e quindi i cittadini facciano anche fatica a organizzarsi. Altre misure, appunto, correlato al sistema di raccolta puntuale è la tariffazione puntuale con una quota fissa e una quota variabile che varia a seconda dello svuotamento del secco non riciclabile. E sono previsti anche eventuali sconti, come avviene già in alcuni comuni per il compostaggio domestico, ma anche se i comuni volessero istituire delle raccolte di frazioni differenziate che i cittadini possono effettuare a parte e per i quali viene riconosciuto uno sconto. Introduciamo la moratoria all'incenerimento dei rifiuti fino al 2025. Noi come principio diciamo i rifiuti non devono essere più inceneriti e quindi chiediamo che gli impianti che attualmente inceneriscano i rifiuti vengano riconvertiti e con la moratoria non si rilascino nuove ulteriori autorizzazioni all'apertura di impianti di incenerimento. Stabiliamo anche che ci sia un patto di riconversione tra la Regione e i gestori di questi impianti di incenerimento, tramite il quale questi gestori hanno diritto di ottenere in 3 anni l'autorizzazione a riconvertire l'impianto e a fare impianti di recupero effettivo di materia e che abbiano inoltre degli elementi premianti nelle gare di appalto dei servizi. Questo appunto per incentivare la riconversione. Introduciamo vari programmi e piani che la Regione deve attuare, un programma appunto regionale che prevede le varie riconversioni degli impianti di incenerimento. Introduciamo il divieto di smaltimento appunto correlato all'incenerimento di rifiuti che siano riusabili, riciclabili e non trattati. E una cosa fondamentale è il principio di autosufficienza territoriale regionale. Questo deve essere un fondamento per evitare che ci siano sia che vengano creati impianti sovradimensionati, come succede per esempio abbiamo a Maniago un impianto che tratta l'umido che è dimensionato per 280.000 tonnellate all'anno, è il più grande impianto del nord Italia e può servire, cioè può ricevere l'umido da tutto il Triveneto. Secondo noi dovremmo andare nella direzione invece di avere degli impianti locali più piccoli, meno impattanti sul territorio, che riescano a garantire un principio di autosufficienza, quindi il territorio si gestisca da solo e non debba né far arrivare rifiuti per alimentare questi impianti né esportare rifiuti, ovviamente, per mancanza di impianti. Un altro divieto, secondo me, fondamentale è quello della diluizione o del riciclo delle
scorie da delle ceneri da combustione e incenerimento. Attualmente, ad esempio, le ceneri della centrale a carbone A2 Avimo Falcone vengono mandate al cementificio di Fanna per produrre cemento, vengono inglobate nel cemento, e quindi il cemento che usiamo nella costruzione di muri contiene le ceneri della centrale a carbone. Un'altra misura è la rimodulazione del tributo. Esiste questa tassa che è un tributo speciale allo smaltimento e al recupero energetico, e anche la tariffa di ingresso di impianti che i comuni pagano appunto agli impianti o di smaltimento o di recupero. Noi prevediamo che venga innalzata, questo per incentivare la riduzione ovviamente di ciò che va allo smaltimento e al recupero energetico, e che venga però rimodulata a seconda della virtuosità dei comuni che conferiscono, ovvero più io dimostro di ridurre nel mio comune e di essere virtuoso e di recuperare materiale, più io ho uno sconto a queste tariffe. Una cosa fondamentale, che appunto è fondamentale per evitare conflitti di interessi nella gestione e rallentamenti al raggiungimento della virtuosità, è il principio di separazione dei ruoli nella gestione delle varie fasi. Noi stabiliamo che non possa essere possibile che chi gestisce la raccolta dei rifiuti gestisca anche il trattamento, il recupero o il riciclo, perché è ovvio che ci sia un evidente conflitto di interesse, o che non gestisca l'impianto di compostaggio, ad esempio. Promuoviamo in un articolo i distretti di riciclo, quindi la creazione di questi impianti correlati che recuperino effettivamente i materiali, e quindi la Regione dovrà incentivare la nascita di questi impianti. Procedure semplificate per impianti di riciclaggio e recupero, ovviamente dobbiamo incentivarli. Dobbiamo regolamentare, per la situazione che ho prima spiegato, dobbiamo regolamentare in maniera più stringente la creazione degli impianti di produzione di biogas. Non può essere possibile che continuiamo ad autorizzare, a lasciare i comuni, che spesso mi sono incontrata con diverse amministrazioni comunali sui quali c'era un progetto di impianto a biogas, spesso sono lasciati soli e non sanno che decisione prendere in merito all'autorizzazione di questi impianti, che possono arrivare fino a 1 megawatt, e 1 megawatt non sono impianti piccoli di produzione di biogas. Quindi noi come Regione dobbiamo dare delle misure stringenti e delle linee guida chiare anche ai comuni. Dobbiamo definire gli ambiti di raccolta ottimale nei quali possano essere gestita la raccolta dei rifiuti. Introduciamo una cosa che deve andare nell'ottica appunto di incentivare il recupero dei contenitori per bevande, ossia la tassa sul voto a perdere, che riguarda le aziende che producono appunto contenitori per bevande. Chi non applica il voto a rendere deve pagare una piccola tassa per ogni contenitore per bevande immesso nel mercato, che poi dovrà essere smaltito ovviamente. Trattamento dell'amianto in nuovi impianti certificati come BAT, Best Available Technique, e un piano di monitoraggio sanitario ambientale che evidenzi quelle che sono le criticità, gli impianti e le criticità sul nostro territorio. Un altro piano di riduzione della produzione degli imballaggi, perché come dicevamo all'inizio della scala delle priorità ci deve essere la riduzione dei rifiuti, e quindi anche le aziende devono andare nell'ottica di ridurre gli imballaggi. Una razionalizzazione della filiera alimentare. Sapete bene che lo spreco degli alimenti è una cosa anche moralmente insostenibile, quindi come
pensiamo che la Regione abbia il dovere di dare un indirizzo chiaro di razionalizzazione. L'istituzione di centri per il riuso e il riciclo. Vicino ai centri di raccolta comunali deve essere possibile istituire dei centri dove i beni, diciamo, che possono essere recuperati, riciclati, possono essere portati, magari tramite il ruolo del volontariato ci possa essere dei mercatini di scambio, dei posti dove i prodotti non diventano rifiuto, perché il problema dei centri di raccolta comunali è che appena un materiale entra nel centro di raccolta diventa un rifiuto e quindi non può essere cedibile, diciamo. Invece abbinando questi centri di riuso ai centri di raccolta, i cittadini magari sono incentivati a non gettare tutto ciò che è riusabile e a lasciarlo per chi magari può riutilizzarlo. Contributi per acquisti di pannolini lavabili. Ovviamente i pannolini sono una delle materiali più consistenti di quello che è il secco non riciclabile che rimane dopo la raccolta differenziata. Le ultime misure: questa è una sperimentazione per le mense scolastiche che hanno abbandonato l'uso delle stoviglie tradizionali, che usano gli usa e getta. Noi vogliamo invece un progetto di lunchbox che diamo, diciamo, una fornitura a una scuola per ogni unione territoriale delle nuove unioni territoriali regionali, perché invece ritorni con questa dotazione, diciamo, di non smaltibile subito, di riutilizzabile, perché ritorni all'utilizzo di stoviglie non usa e getta. L'obbligo, come ho detto prima, di informazione e partecipazione della cittadinanza e l'istituzione appunto di un apposito fondo nel quale confluiscono appunto la tassa sul voto a perdere e le tasse e gli introiti di prima, che ho nominato di prima, e con il quale noi finanziamo sia i distretti per il riciclo, la riconversione degli impianti, i progetti particolarmente virtuosi e che ci aiuti in fondo a indirizzare anche le imprese verso appunto una riduzione degli imballi alla fonte. Questi erano, diciamo, i punti in sintesi della proposta di legge, che ha numerosi articoli, è stata corposa. Il percorso di questa proposta di legge è stato un percorso assolutamente partecipativo. Noi abbiamo predisposto una bozza che abbiamo messo poi online sul portale Lex, sezione regionale del portale Lex. Per 2 mesi i cittadini che si iscrivevano hanno avuto la possibilità di commentare la legge e dare suggerimenti. Alla fine dei 2 mesi abbiamo raccolto questi suggerimenti, che sono stati veramente numerosi, e tutto ciò che abbiamo potuto inserire in questa legge, abbiamo dovuto approfondire molte cose. Ovviamente per competenza certi suggerimenti erano di competenza nazionale, quindi sicuramente passeremo la questione ai nostri portavoce nazionale. Tutto ciò invece che potevamo come competenza regionale, perché ovviamente è anche abbastanza limitata, ma inserire in questa legge è stato inserito, quindi questa legge è così com'è uscita e come verrà depositata lunedì, grazie anche al contributo di diversi cittadini in questa regione. Grazie. Facciamo dopo le domande, io passo la parola al nostro portavoce, che abbiamo sfiancato, Roberto, questa giornata abbiamo fatto fare un tour, niente male. Venivo già da un tour lungo. Si sente? Sì, sì. Buonasera a tutti. Sì, sì, allora. La
mia esperienza non potevo più occuparmi di rifiuti perché abito tuttora vicino alla discarica più grande d'Europa, quindi mi sono ritrovato col miracolo del Movimento 5 Stelle ad essere da un cittadino dei comitati che magari dormivo davanti alla discarica e protestavo, mi sono ritrovato a essere vicepresidente della commissione d'inchiesta del ciclo dei rifiuti, insomma, quindi questo è un miracolo che solo il Movimento 5 Stelle poteva riuscire a fare per te. Non si sente? Io forse può, questo adesso si sente troppo, quindi aprite la porta e andatevene. Si sente? Come? No. E quindi improvvisamente mi sono ritrovato in Parlamento e uno dei primi lavori, io mi ricordo che quando protestavo per la discarica, una cosa che purtroppo accomuna un po' tutti i comitati che si interessano di un problema soltanto quando ce l'hanno in casa, e protestando davanti alla discarica mi sono chiesto, vabbè, ma questi rifiuti, perché parecchi mi dicevano, vabbè, ma questi rifiuti ci sono, perché bisogna farne, e quindi ho cominciato a aprire il cerchio della mia spazzatura e ho cominciato a vedere di che cosa era fatto. Quindi la prima parte era un umido, che comunque è riciclabile, quindi mi sono cominciato a costruire una compostiera. E io ho la fortuna, abitando a Roma, di avere un giardino, quindi però parecchi miei amici non avevano un giardino, quindi l'ho autocostruita perché ormai noi compriamo tutto, abbiamo perso la capacità di usare le mani, e l'ho fatta in modo tale che potesse essere da balcone, così nessuno ha la scusa, e quindi già il fatto di eliminare il rifiuto umido, la discarica perché puzza, perché c'è la parte umida che va in putrefazione, e insomma ho cominciato a sviluppare alcune pratiche. Quindi come sono andato in Parlamento, perché dovevo fare le leggi, poi quindi una delle prime cose è stata quella di dedicarmi alla prevenzione del rifiuto. Se ci fate caso tutti quanti dicono sì, bisogna fare meno rifiuti, ma poi alla fine nessuno fa nulla di concreto. Vai al negozio a fare la spesa e ti trovi spesso sobbarcato di imballaggi di rifiuti inutili. E una delle prime leggi che ho presentato è stata quella sul vuoto a rendere. Ho ricevuto ho capito che questa legge fa del male, nel senso che va contro gli interessi, perché chi è che fa gli imballaggi? Sono i petrolchimici che si consorziano nel CONAI per il riciclo, ma hanno tutt'altro che l'interesse a riciclare. Loro hanno l'interesse affinché questa plastica, questi rifiuti vadano dentro una discarica o dentro un inceneritore, uno per alimentare le lobby delle discariche e degli inceneritori, ma soprattutto perché hanno tutto l'interesse a produrre sempre nuovi rifiuti, nuovo materiale, quindi serve nuova benzina, petrolio per poter fare sempre nuovo business. Io faccio sempre questo esempio: noi vogliamo ovviamente farci sempre il bagno, no? E vogliamo sempre la vasca piena, nessuno sta chiedendo di non avere la vasca piena, però a volte questa vasca è costruita talmente male che fa buco, è tutta bucata e perde acqua. La ricetta del mercato che ci dà non è quella del buon padre di famiglia che ci dice ok, attappate questi buchi, no, ti dicono aumenta il getto dell'acqua, che ti frega di attappare i buchi, anzi fa economia, è PIL, perché il PIL è un indice quantitativo e non qualitativo del benessere. Paradossalmente più rifiuti produciamo e più aumentiamo il PIL, e più quindi in teoria il nostro benessere aumenta. Se un disoccupato si ammala di tumore e quindi non produceva reddito, improvvisamente innesca un meccanismo di cure e quindi aumenta il PIL, e quindi il benessere della società paradossalmente è aumentato. Secondo me questa è una grande contraddizione, e quindi il voto a rendere, per carità, è uno dei piccoli modi per fare meno rifiuti, però è secondo me un punto importante.
Bene, fortunatamente questa legge è stata approvata alla Camera e adesso sta al Senato, quindi è ferma lì al Senato, però credo che a breve verrà approvata. Però ovviamente non è solo quello, abbiamo fatto, il testo unico ambientale è un volume così alto che disciplina le leggi che riguardano l'ambiente. Noi ci siamo messi con il nostro gruppo, non so voi che avete fatto un lavoro di squadra, immagino per fare una cosa del genere, e abbiamo modificato con gli stessi principi che poi alla fine mi ha incuriosito perché mi sono reso conto che sono le stesse cose praticamente. Abbiamo fatto dei lavori separati perché noi l'abbiamo fatto a livello nazionale, loro a livello regionale, ma è bello vedere come poi si arrivano alle stesse conclusioni perché probabilmente il Movimento 5 Stelle su tanti argomenti non ha a volte ha delle visioni diverse, ma il movimento è bello anche per quello, perché poi ognuno la vede in maniera diversa. Però sui rifiuti veramente abbiamo una sintonia che varia in tutte le regioni, in tutte le differenze. Ovviamente in questa proposta di legge si tratta dell'obsolescenza programmata, perché vi dicevo che ognuno ha l'interesse, ogni produttore ha l'interesse a fare un prodotto che si rompa il prima possibile in modo tale che poi venga sostituito perché ne dovete comprare un altro, e quindi si introduce l'obbligo della certificazione LCA che studia il ciclo vita di un prodotto e di quota rendere, già l'ho detto, e poi ho depositato un'altra proposta di legge che rientra sempre nella prevenzione, che è la riforma del mercato dell'usato. Questo l'abbiamo fatta insieme agli operatori dell'usato perché manca una seria disciplina di questo mondo che è importante perché evita la produzione di rifiuti per 15 milioni di metri cubi all'anno, ha 80.000 posti di lavoro, produce il mercato dell'usato e è fondamentale 3 miliardi di fatturato l'anno, insomma, quindi non è poco, ma soprattutto ovviamente mi ha appassionato perché è uno dei settori che permettono la riduzione dei rifiuti. Per quanto riguarda il riciclo, noi prevediamo che questa probabilmente è una delle grandi tematiche che ci dobbiamo occupare noi a livello nazionale. Il monopolio del CONAI è praticamente un cappello che si mette al mondo del riciclo e gli interessi del CONAI, ve l'ho detto quali sono. Mi ricordo che dopo che feci l'intervento alla Camera denunciando questa cosa del CONAI, chiamarono la mia assistente, il CONAI mi chiamò e dice: siamo le lobby dei petrolchimici, che l'ha detto in tono ironico perché io era questo che dicevo nell'intervento alla Camera, quindi non potevamo non mettere questa cosa di abolizione del mercato del monopolio, quindi creare anche altri operatori che abbiano la libertà di gestire questi rifiuti e soprattutto l'IVA agevolata a chi trasforma questa raccolta differenziale in materia prima. Perché dico questo? Cioè, forse la convinzione si misura la raccolta differenziata in percentuale. Pure prima avete fatto questo schema dove si diceva un comune virtuoso perché fa la raccolta differenziata al 60%, di che poi non si sa. Spesso i comuni giocano con questa percentuale perché ci sono dei rifiuti assimilati che sono quelli industriali però paragonabili a quelli dei cittadini e questa prerogativa spetta ai comuni, quindi in base a queste tabelle, a questi parametri assimilati possono anche arrivare a modificare questa percentuale da comune a comune a seconda dei parametri che uno prende. Però non è solo questo, non conta, come il discorso che facevo del PIL, non conta solo la percentuale dei rifiuti differenziata, ma conta la qualità e conta soprattutto quello che io ci faccio, perché se io riciclo, raccolgo in maniera differenziata la plastica, ma poi il 55% che è quello che fa il CONAI la incenerisce, che recupero materia è, che riciclo è, perché secondo loro quello è riciclo. Ora, una delle scuse erano tecniche, se voi ci fate caso, ormai non so voi, però soprattutto nelle grandi città, ormai l'insalata
cresce già imbustata nel supermercato e la paghiamo anche 10 volte di più, eppure è plastificata. La busta con cui è confezionata era un rifiuto molto difficile da riciclare, perché insieme a quello del prosciutto che viene confezionato sono dei multimateriali molto leggeri a volte, come quello della busta, che viene denominato Plaxmix. Bene, quello tecnicamente era soltanto inceneribile o messo in discarica, ed era una scusa quella. Io ho scoperto un'azienda in Emilia Romagna che prende, molto piccola, la leggono un po' ai margini, che prende il CDR, che fondamentalmente è quel rifiuto imballato che poi va a incenerimento, lo prende, che è fondamentalmente Plaxmix, cioè plastiche e materiali non omogenei ma eterogenei differenti, e li trasforma in materia. Quindi non hanno più scuse nemmeno per quello. Ovviamente voi qui vicino, anche nel Veneto, che forse è una delle regioni più sviluppate dal punto di vista del recupero materia, la Carla Poli, insomma, penso che la conosciate un po' tutti, lei ha iniziato negli anni 90, mano a mano si è sviluppata, all'inizio non riusciva a riciclare tutto, mano a mano, a seconda delle problematiche, investimenti in ricerca, e noi qui pretendiamo che si faccia investimento nella ricerca, è riuscito a riciclare sempre più materiale, finché non si è arrivati adesso appunto a modificare, a riciclare, a trasformare in materia prima anche questi materiali multileggeri ed eterogenei, che fino a poco tempo fa venivano considerati soltanto che inceneribili. Un altro punto che sta sempre nel collegato ambientale insieme al quota a rendere, che è una proposta di legge a mia prima firma, che probabilmente quindi verrà a breve trasformata in legge, è quella del potere calorifico. Che cosa succedeva? Ovviamente già il fatto che un rifiuto si possa classificare in base al potere calorifico è un po' come se Dio, quando sta in paradiso, decide se mandare un'anima in paradiso o in inferno, per chi non crede è uguale, è un discorso, lo giudica in base al reddito. Questo è fondamentalmente quello che io penso nella classificazione dei rifiuti in base al potere calorifico, cioè quanto brucia, quanto ci si riesce a trasformare energia, a fare il business. Bene, c'era un divieto tutto italiano, poi nemmeno quindi europeo, anzi l'Europa ha detto tutto il contrario, che vietava di metterlo in discarica, e io ho chiesto di abolire questo. All'inizio anche i miei colleghi questa cosa un po' storceva il naso, nel senso, dice, come tu stai facendo una legge per favorire l'immissione in discarica del rifiuto. Ho detto sì, perché? Perché se un comune virtuoso, infatti questo me l'hanno chiesto soprattutto i comuni virtuosi, io faccio un impegno, separo l'umido, levo la plastica, levo tutto, alla fine ovviamente mi rimane una piccola percentuale di scarto, no? E questa tu mi vieti, magari ho fatto tutto quanto questo sacrificio per evitare di costruirmi un inceneritore, magari ho una piccola discarica di servizio perché c'è il pretrattamento, quindi lo scarto è stabilizzato perché ho tolto l'umido, quindi non è un grande impatto, lo voglio mettere in discarica e tu me lo vieti. E perché me lo vieti? Me lo vieti perché io poi sono costretto a darlo a chi incenerisce. Anzi, se io non ho un inceneritore, mi vieti di metterlo in discarica, così nel calcolo del fabbisogno degli inceneritori quel materiale rientra come una scusa per poter costruire un altro inceneritore. E fortunatamente, probabilmente, questa proposta di legge sta andando in porto. Quindi tutte queste pillole che vi sto raccontando, però ovviamente le abbiamo messe nella nostra legge sui rifiuti, che probabilmente, non so io, non verrà mai discussa, purtroppo, e quindi anzi lo consiglio anche a voi, prendete delle pillole, cioè dei singoli punti, e martellate. Io con la rende sono 2 anni che sto martellando finché alla fine non li ho sfiniti, perché purtroppo queste cose, e poi cercare di annusare, tra virgolette, chi nel partito di maggioranza, chi è comunque una persona valida, perché comunque le persone valide sono anche negli altri
altri partiti e cercare appunto un appoggio per poter ottenere il più possibile. Poi ovviamente facendo parte della commissione d'inchiesta al ciclo dei rifiuti mi sono reso conto che i rifiuti sono un business secondo me più redditizio della droga. Perché? Perché la droga è illegale, quindi se tu mi trovi con la droga in mano, diciamo, non ho scuse, non ho scusanti e vado in carcere. Invece con i rifiuti è quasi sempre tutto a norma, cioè il confine tra legalità e illegalità, tra buona gestione e mala gestione è molto labile. Gli organi di controllo, io girando in tutta Italia mi sto accorgendo che gli organi di controllo, c'è l'ARPA che sono specializzati però sono pochi, i dirigenti sono di nomina politica, quindi non aggiungo altro. Il NOE, forze dei carabinieri, sono veramente specializzati, anche se ultimamente, vabbè, lasciamo stare, non apriamo troppe parentesi. Comunque sono pochi. In Sicilia lo sapete quanti sono il NOE? In Sicilia, io ho girato tutta la Sicilia per dire, sono 21 che devono controllare una regione. Lo sapete quanti sono quelli della forestale in Sicilia? 2000. Però a differenza della forestale italiana, perché è un corpo a parte quello della regione di Sicilia, mentre quelli italiani sono seri, bravi e preparati e come noi sono pochi, praticamente io lo chiamo il corpo forestale siciliano, è un po' un centro, è come un centro di assistenza, perché assumono tutti quanti e non hanno nemmeno il potere giudiziario, quindi alla fine sono messi lì. Questo per dirvi comunque com'è la situazione per quanto riguarda anche la sensibilità, l'impegno. Giro anche per le procure, sempre i magistrati, anche loro dicono innanzitutto il tema di diritto ambientale è nato da poco, è inutile citarvi, spero lo sappiate tutti quanti, che finalmente abbiamo una legge sugli ecoreati, sui disastri ambientali, erano 20 anni che si aspettavano una legge del genere, devo dire che è grazie anche al Movimento 5 Stelle che è diventata legge. Ci avevano già provato nelle scorse legislature, era sempre fallito questo tentativo. Certo, non era la legge come quella di Cillo a prima firma, non è e non sarà una legge perfetta, però è un passo in avanti perché finalmente si riconosce la fattispecie del reato ambientale, del delitto ambientale. Prima si doveva fare ricorso, una cosa che mi aveva sempre colpito, all'articolo 674, se non erro, del codice penale, che è il lancio di l'oggetto pericoloso di cose, di oggetti. Questo era nato per difendere il vicino di casa dalla violenza, dalla maleducazione del vicino. Faccio un esempio, le onde magnetiche, il diritto esiste, no? da decenni e decenni. Le onde elettromagnetiche esistono da poco e quindi si usava quello del lancio di cose perché l'inquinamento di onde elettromagnetiche è come se fosse un lancio di un oggetto che ti prende. Quindi questo per dirvi come eravamo indietro dal punto di vista della giurisprudenza. Vediamo adesso come la interpreteranno, perché c'è stata molte polemiche, secondo me esagerate, perché per me è una legge ottima, quindi vedremo come verrà, perché quello poi dipende anche dall'interpretazione che la giurisprudenza farà. Però, per riallacciarmi a quello che facevo prima, perché dicevo prima, colpire i reati purtroppo che riguardano i rifiuti, con cui io mi batto in tutta Italia tutti i giorni, sono ancora considerati dei reati contravvenzionali, cioè, per farvi un esempio forse non calzante, come se fossero delle multe. Allora, vi immaginate un imprenditore che magari ha un fatturato di centinaia di milioni di euro che probabilmente non viene mai scoperto se fa un illecito, perché i controlli, come abbiamo detto prima, sono pochi, ma se proprio dovesse essere scoperto
rischia delle pene 1.000 euro, pene pecuniarie 1.000 euro. Io non penso che questo imprenditore dormi, abbia gli incubi insomma, di notte per questa di 1.000 euro. Non solo, le prescrizioni sono brevi. Infatti nella nostra proposta di legge, che è il testo unico ambientale, hai gli articoli 255 e seguenti, che sono appunto quelli i reati contravvenzionali. Noi chiediamo di levarli a delitto come la legge degli ecoreati. Per cui che succede? Innanzitutto degli strumenti maggiori, con le intercettazioni. Adesso con i reati contravvenzionali non ho le intercettazioni. Ho la prescrizione più lunga, per cui spesso che succede? L'articolo 260, che è il traffico di rifiuti, è l'unico che è un delitto. Quindi che succede? Che invece di essere, comincia dalla procura ordinaria, cioè che è la procura distrettuale di zona, e succede spesso che ci sono delle contravvenzioni che riguardano soltanto che quindi devono essere, sono dei reati minori questi contravvenzionali, che quindi devono essere trattati dalla procura, quella semplice. Però in mezzo a questo procedimento può capitare anche un articolo 260, che sarebbe il traffico di rifiuti, e quindi è un delitto. Quindi il delitto, il traffico di rifiuti, automaticamente deve essere trasferito alla procura centrale, per esempio nel Veneto magari a Venezia. Per cui che succede? Che un provvedimento comincia a rimbalzare dalla procura, quella locale, a quella centrale. Questo passaggio, e spesso poi ritorna indietro, perché magari dice no, non è proprio un 260, piegare il 260 e quindi ritorna alla procura ordinaria. E già questo passaggio praticamente è prescritto. Quindi praticamente le condanne per quanto riguarda il mondo dei rifiuti sono veramente merce rara, e questo è il limite. Per cui noi chiediamo anche questo, l'allungamento della prescrizione in questa proposta di legge, che dovrà necessariamente essere la prossima nostra battaglia, perché è secondo me fondamentale per poter avere almeno un deterrente, perché veramente, e poi non solo, queste imprese spesso sono delle grandi imprese che io mi ritrovo in tutta Italia, cambiano nome perché queste aziende, ma neanche si tratta di mafie, di ecomafie, perché spesso sono semplicemente degli imprenditori, soprattutto al nord, perché ormai le mafie non sono più quelle con la scoppola che fanno il controllo del territorio nel singolo posto del sud, ma sono ormai colletti bianchi, si investono in questi mercati così redditizi, spesso cambiano nome, scatole cinesi, ed è anche difficile trovarle, analizzarle, e spesso mi ritrovo a trovare dei nomi che sotto altri nomi di società, delle persone che sono sempre le stesse. E quindi diciamo che il mondo dei rifiuti purtroppo fa rispettare la legalità e il rispetto dell'ambiente è molto difficile. Io non so, non vorrei parlare troppo a lungo, magari se ci sono domande. Io direi, aspetta, facciamo intervenire un attimo Cristian. Andiamo dopo. Sì, facciamo dopo le domande. Ok. Bene, intanto ringraziamo Stefano per queste testimonianze Ho dimenticato, prima abbiamo accennato oggi, ma mi ha colpito molto le grotte carsiche, e devo dire che mi ha sorpreso, perché io ancora mi sorprendo quando vedo queste cose, perché ormai le vedo ovunque, dove ci sono dei disastri ambientali e nessuno fa nulla. Cioè noi siamo scesi dentro queste grotte che sono riempite di idrocarburi, e voi le conoscete queste grotte? Infatti a me è una cosa che mi ha colpito, che non le conosce quasi nessuno. Allora io ho detto, ma che cosa è stato fatto? Sì, è stata presentata un'interrogazione, ma non ci hanno risposto. Sì, la forestale è venuta. Quindi questa cosa mi ha molto colpito, che ho chiamato anche, io sono vicepresidente, ho chiamato il presidente della commissione d'inchiesta, e adesso parlerò con la forestale del posto, faremo dei rilievi fotografici, insomma, e cercherò di occuparmene in
commissione, per quanto possa essere utile, perché francamente vedere, più che altro, oltre a vedere l'inquinamento, mi dà fastidio proprio l'indifferenza delle istituzioni, ma anche dei cittadini, che non è colpa vostra ovviamente, se non siete informati purtroppo, non lo sanno. Quindi io spero, abbiamo fatto anche un video, anche comunque di fare un eco mediatico, perché anche quello è importante, perché una delle cose più grandi che secondo me che ci rovinano è l'indifferenza delle persone. Quindi, spero che si senta lo stesso. Intanto buonasera a tutti. Io appunto ho iniziato ringraziando Stefano anche del suo impegno, dell'impegno del gruppo parlamentare su queste tematiche, ma è anche un po' l'impegno del nostro gruppo consigliare, perché abbiamo come la sensazione che quando si parli di ambiente questa cosa interessi solo al 5 in Consiglio regionale. Noi abbiamo fatto e portato avanti molte battaglie. Tu prima dicevi la cosa che mi dà più fastidio è il silenzio delle istituzioni. Basta ricordare a quante delle interrogazioni fatte su tematiche ambientali noi non abbiamo mai ricevuto risposta. Sono tante anche le denunce che abbiamo fatto, poi chiaramente la nostra, diciamo, interesse da parte dei media verso le nostre azioni non sempre è quello dovuto. Noi delle grotte di Trevigiano ci siamo occupati con Ilaria D'Azovo, che è qui con noi questa sera, e anche con i nostri, tra virgolette, ex parlamentari che avevamo ovviamente informato di queste situazioni. È chiaro che raggiungere poi tutti i cittadini diventa difficile, perché ormai la gente proprio fa fatica anche ad informarsi, no? Perché ovviamente uscire magari sul giornale una mattina, chi non legge il giornale quella mattina poi è difficile fargli capire cosa sta succedendo. Noi, io personalmente, soprattutto chi è della Bassa lo sa, ultimamente mi sono imbattuto in quello che è l'inquinamento, diciamo così, della laguna di Grado e Marano per i lavori di dragaggio che ci sono, che vorrebbe la regione portare avanti in quella zona. Dico vorrebbe perché noi è da dicembre più o meno che abbiamo seguito il caso con i progetti, perché per fortuna è uno dei pochi casi in cui tutti i documenti della VIA sono stati pubblicati online e quindi in qualche modo i cittadini hanno potuto vedere quello che avveniva tra istituzioni, no? Perché ci sono ovviamente i componenti che fanno le loro proposte, i loro progetti, e quindi si ha la possibilità di vedere quelle che sono poi le risposte anche delle istituzioni, dell'ARPA, dei vari comuni interessati. Ovviamente studiando tutta questa mole poi di documenti abbiamo potuto anche arrivare a trarre delle conclusioni, a fare anche un'interrogazione, cosa che ovviamente se quei documenti non fossero stati pubblicati online, così come avviene per molti altri casi, non praticamente avremmo potuto farlo. Sì, puoi fare un accesso agli atti, ma fare accesso agli atti su tutte le opere che in questo momento hanno intenzione di portare avanti in regione effettivamente è difficile. Per voi ovviamente lo sa benissimo, è molto difficile anche a livello nazionale. Ma in questo caso ci siamo riusciti a porre una serie di domande. Ovviamente noi abbiamo fatto l'interrogazione pochi giorni prima della consegna dei lavori, perché eravamo stati in qualche modo allarmati da una delle dichiarazioni poi che erano state rilasciate dall'assessorato competente, che è quello delle infrastrutture, tra l'altro neanche quello dell'ambiente, e proprio a riguardo dell'utilizzo dei dragaggi della laguna e della Starmarittima. I dragaggi che, come sai, poi sono tuttora sotto l'occhio anche delle procure per le indagini che riguardano quel territorio.
siamo usciti sui giornali praticamente il giorno prima della consegna dei lavori, ci hanno di fatto irriso, nel senso che ci dicono ma è tutto a posto, non vi preoccupate, non c'è, è tutto regolare, noi andiamo avanti lo stesso. Hanno fatto la loro cerimonia di consegna dei lavori, perché dopo 20 anni praticamente si tornava a scavare sul fiume Corno. Sta di fatto che era il 1° aprile 2015, siamo al 19 giugno sempre 2015 e ancora non si è visto uno scavo in laguna. Perché? Perché evidentemente le cose che sostenevamo noi nell'interrogazione poi tanto campate in aria non erano, delle preoccupazioni effettivamente ci sono, e quindi questo loro voler andare avanti a tutti i costi e lasciare l'ambiente sempre in secondo piano è una cosa che abbiamo visto più volte. Tu oggi hai visto le grotte di Trevigiano, ma hai anche visto l'elettrodotto che stanno andando avanti tra Udine e Reggio Puglia, e lì più o meno c'è sempre la solita logica. Tant'è che noi ieri abbiamo fatto una conferenza stampa con i comitati che sono anche qui presenti, con Davis Tibadi, che su queste cose è sempre molto, molto presente da tanti anni. Abbiamo fatto una conferenza stampa, siamo andati sui giornali, la risposta dell'assessore alle nostre preoccupazioni, perché abbiamo solo detto guardate che in regione c'è molta gente che si sta lamentando di come Terna agisce e di come si vuole andare avanti a tutti i costi a dispetto della difesa dell'ambiente, perché poi tutto questo discorso che abbiamo visto oggi ha sempre come diciamo, filone unico conduttore la difesa dell'ambiente. Ebbene, oggi l'assessore ci ha di fatto risposto ieri sera in tarda serata dicendo che è tutto regolare, che a lei non risulta alcuna procedura anomala, non si è accorta di nulla. Ci sono gli agricoltori che vanno in procura evidentemente a denunciare qualcos'altro, ma ci ha detto anche una cosa in più. Ci ha detto noi in aprile abbiamo istituito il comitato di sorveglianza e sarà quella la sede dove eventualmente verranno annunciati eventuali problemi oppure risolti eventuali problemi, o se qualcuno avrà qualcosa da dire sarà quella la sede. Ebbene, scusate, da aprile 2015 siamo a giugno 2015, questo comitato non è stato ancora istituito. Lo istituiranno quando vedremo anche i fili e non solo i piloni salire e essere eretti, vedremo anche i fili ormai quando sarà tutto predisposto, tutto pronto, e quindi quando ormai non si potrà fare più nulla. E questa è l'assessore all'ambiente della nostra regione. Io ho una delle prime interrogazioni che avevo fatto riguardava sempre in qualche modo il traffico di rifiuti, perché c'è tutta una sciaquileia, no? Noi abbiamo questo foro romano molto importante che in questi giorni è sempre sotto i riflettori, no? Anche dei media, perché è uno dei luoghi anche archeologici più importanti che abbiamo qui in regione. Ebbene, a circa, credo, meno di 100 metri dal municipio di Aquileia c'è una scuola di infanzia e un poliambulatore. Di fronte c'è un terreno che è stato delimitato con quelle reti arancioni che vedete spesso nei cantieri normali, come quello che abbiamo visto anche oggi per l'elettrodotto. È stato delimitato perché lì dovevano sorgere delle case ATER, delle case popolari, ma andando a fare i carotaggi si sono accorti che quei terreni avevano qualche piccolo problema di inquinamento. Livelli di piombo, taglio, DDT anche 30 volte superiori alla norma. Questo, ti ripeto, di fronte a una scuola chiusi con una rete di plastica. Noi abbiamo chiesto sempre al solito assessore all'ambiente, ancora un anno fa, che attenzione avesse, se volesse predisporre quantomeno degli studi, delle nuove analisi per capire cosa si potrebbe fare per risolvere un po' questa situazione. Risposte zero. Non abbiamo mai avuto una risposta, il terreno pare che sia ancora là con le controfrecce, come dice
Stessa cosa, tanto per capire qual è poi l'attenzione all'ambiente in casi di bonifiche e di situazioni poi che hanno portato allo sversamento dei rifiuti oppure no, e quindi di inquinamento vero e proprio. Ci è capitata in 2 casi, in quella che è la Ussacorno, molti di loro lo sanno già perché è un caso abbastanza eclatante che abbiamo scoperto ancora un anno fa. La Ussacorno è una zona industriale dove c'è la Caffaro, proprio sempre questa qui di Torriscosa, e in uno dei suoi siti cosa è successo? C'era dell'inquinamento, c'erano dei metalli pesanti all'interno di un territorio e l'ARPA, anche qui insieme a una ditta privata, avrebbe dovuto fare dei controlli con delle analisi sul terreno per verificare poi se effettivamente la bonifica che era stata richiesta e predisposta fosse andata a buon fine. Ebbene, dopo un centinaio di prelievi, circa 3 anni di campagne differenti, siamo arrivati alla conclusione e ARPA nei suoi documenti si contraddice praticamente da sola. Nel senso che tu sai che per validare un'analisi ci vuole un'analisi del privato e poi l'analisi fatta da ARPA sullo stesso campione. ARPA arriva alla conclusione che il sito non è stato bonificato, ma è stato messo in sicurezza perché dai dati che sono stati rilevati all'interno di quella che possiamo chiamare ex discarica a tutti gli effetti e rispetto a quelli che c'erano fuori, si erano accorti che i dati all'interno erano più inquinanti di quelli che c'erano fuori, e quindi loro ritenevano che questa messa in sicurezza, questa perimetrazione che è stata fatta su questo terreno potesse essere efficace, perché hanno scritto così, può essere ritenuta efficace, e quindi di fatto con questo parere dell'ARPA, che secondo loro quello che era stato fatto poteva essere efficace, si è passati in provincia di Udine. La provincia di Udine ha letto quanto ha scritto l'ARPA e ha dato il certificato di avvenuta bonifica, che dovrebbe essere una cosa un attimino diversa, però questo è successo. La cosa interessante qual è? È che l'ARPA stessa nella sua documentazione dice di non avere mai analizzato i campioni provenienti dai piezometri interni, cioè quelli da cui avrebbe dovuto dedurre che la situazione dentro e fuori era diversa. Però nello stesso documento lei lo scrive qui e dice: questi piezometri, cioè quelli interni, non sono stati analizzati da ARPA, e quindi come fai a dire che la situazione è diversa? Non si sa, miracolo. Questa è l'attenzione che viene data all'ambiente, alle bonifiche, dove chiaramente poi ci sono tutti i problemi, ci sono tutte le indagini ovviamente che coinvolgono il nostro territorio. Io ricordo anche a Stefano, che sicuramente avrà seguito la questione della Terra dei Fuochi, conosci l'indagine Cassiopea, conosci, come prima vedevi anche qui, la nuova ESA di Carnovale, conosci questo personaggio. Noi con questo personaggio in qualche modo abbiamo avuto a che fare proprio l'anno scorso, quando denunciavamo quello che è l'attuale buco di bilancio della zona industriale Ussacorno, sempre quella di cui parlavamo prima. Perché? Perché questa zona industriale al momento ha circa 50 milioni di euro di buco, fatti come? Comprando dei terreni che da società che in qualche modo vedevano coinvolte al suo interno, tramite il famoso Stato di Cinesi e anche Carnovale. Carnovale è uno dei 90 indagati per il processo Cassiopea, che di fatto è il processo di Gomorra. Era uno dei 90 indagati perché ormai quel processo si è chiuso con la prescrizione, e quindi questo è sempre bene ricordarlo, perché tante volte quando si parla di Terra dei Fuochi si pensa che là siano stati sversati
i rifiuti provenienti solo dalla Campania, dal Sud Italia, dalle zone magari meridionali, e invece è sempre bene ricordare che molte volte quei rifiuti partivano proprio dalle nostre regioni, dalle nostre industrie, e quindi in qualche modo responsabili di quello che avviene anche magari nelle tue discariche vicine nel Lazio. Lo sono stati anche gli imprenditori anche di questa regione. Io non mi dilungo ulteriormente, lascerei spazio soprattutto alle domande degli ospiti. Grazie. Volevo dire una cosa, visto che c'è No. Vabbè, dai, ci sentiamo. Allora, Stefano, volevo chiederti scusa anticipatamente, ma mi hai dato un attimo l'assist quando hai parlato di indifferenza, di omertà e di mancanza di risposte. Ok, allora io volevo chiedere adesso, c'è stato un caso quando è venuto Di Maio, io gradirei non essere interrotta perché gradirei che Stefano sapesse le cose che succedono qui in Friuli. Allora, dovrei parlare con Stefano. Allora, qui c'è una persona che l'altro giorno appunto è scappata da una riunione senza darmi le risposte. Quando è venuto, no, non interrompermi, quando è venuto Di Maio, qualcuno l'ha messo in macchina e l'ha portato via. Avevamo un appuntamento con gli attivisti, questa persona che è in questa stanza l'ha caricato in macchina e è andato via. E l'ha portato via e qualcun altro doveva probabilmente io chiedo a questa persona che è in questa sala. Questa persona c'era un programma ed è stato platealmente cambiato, lasciando 40 attivisti ad aspettare Di Maio per un'ora fuori da un ristorante. E c'erano delle persone che dovevano presentare una grande opera a Di Maio. Ecco, allora in questo momento questa persona è andata l'altro giorno, no, ho detto che non voglio interrompere. Allora, Stefano, questa persona l'altro giorno, io ho fatto una domanda a questa persona che è scappata vigliaccamente da una riunione. Io chiedo a Saverio Galluccio, che è il candidato presidente alla regione FVG e che l'altro giorno è scappato senza dare una risposta, chi avrebbe dovuto presentare a Di Maio la questione del parcheggio di Piazza Primo Maggio? Chi avrebbe dovuto? Non ho capito qual è la domanda, ma forse la domanda è chi avrebbe dovuto. Allora, che io e Luca eravamo rimasti al mi pare, la questione mi pare che qui ci sono una maggioranza di attivisti. Allora, la risposta sull'organizzazione della cena è stata già data all'unità di Udine ampiamente. Del pranzo, scusate, non della cena. Per quanto riguarda il parcheggio di Udine, Luigi ha avuto modo di parlare sia con te al parcheggio lassù, La mia sia domanda è con lui. precisa. Tu hai lasciato me, Luca, chi doveva presentare? Scusate, ma per rispetto, Claudia, delle persone che sono venute ad ascoltare una serata sul tema dei rifiuti, se vuoi ti rispondo io dopo, mi prendo la responsabilità di rispondere dopo, ma andiamo avanti. Claudio, con tutto rispetto, l'evento ha un altro titolo, quindi per favore lascia la parola all'altro. Ne hai già parlato.